Un cordiale sciapparapparua dalla redazione del GR Villanova Tulo. Elezioni, il centro sopravvive e Villanova Tulo esulta, un seggio anche a centro Puddu. Nonostante non abbia raggiunto la soglia del 4%, il partito villanovatullese potrà far valere il suo voto nella Camera dei Deputati. Non si tratta di un seggio, ma bensì di un seggiolone, precisano dal Viminale. Stiamo già provvedendo a sistemarlo sulla scalinata centrale. Elezioni politiche 2008, vince Berlusconi, boom della Lega che si assesta oltre l'8%. Per l'emozione a Bossi è sceso un colpo, un altro. Berlusconi risponde alle polemiche secondo cui proprio Bossi, dopo il vertice tra i leader della maggioranza riguardo le scelte sulla squadra di governo, ha dichiarato seccato: non si è combinato nulla, me ne torno al nord. Secondo Berlusconi le parole di Umberto Bossi bisogna interpretarle perché il suo è un linguaggio paradossale, iperbolico e metaforico. Sì, certo, quello di Umberto Bossi. E via le prime dichiarazioni di Berlusconi da presidente in pectore. Ho già preso in mano i dossier di Alitalia. Lavorerò 3 giorni a settimana a Napoli per l'emergenza rifiuti. Nel primo Consiglio dei Ministri via subito l'ICI sulla prima casa. Siamo fiduciosi, perché il tempo non gli manca. I suoi problemi con la giustizia li ha già risolti nella scorsa legislatura. Sono un Berlusconi diverso da quello del 2001, ha dichiarato: ora conosco come funziona la macchina dello Stato. E molti dei procedimenti penali che mi riguardano sono stati archiviati, tra l'altro.